Terza corsa dal Savio, una condizionata sul miglio, valida come prova del torneo senza frusta. Sono 9 al via lo schieramento: 1 Vispa Bye Bye, 2 Ursula Baba, 3 Tina Turner F, 4 Visia Spin, 5 Valkyria Spin, 6 Vertudes, seconda linea 7 Vegas Cloudlet, 8 Saira, 9 Tilde Mati. Favori per Visia Spin numero 4 Leonardo Vastano, alternativa principale Vertudes. Macchina che accelera, vediamo le fasi di lancio che vedono Valkyria Spin veloce, Ursula Baba prova a contenerla insieme a Vispa Bye Bye, molto svelto lungo la corda, che rientra a tutti e si installa al comando. Poi però insiste all'esterno Valkyria Spin, che però rimane scoperta al largo. 14,5 i primi 200. Ora si presenta Vertudes. Vertudes attacca con decisione Vispa Bye Bye e dopo 400 metri abbondanti la supera. 28,7 comunque la spesa, mentre è ancora un po' distante Visia Spin, che è in seconda pariglia esterna e segue al largo Valkyria Spin. Primi 600 in 44, con Vertudes al comando. Seconda posizione per Vispa Bye Bye. Poi in terza c'è Tina Turner F, all'esterno risale Valkyria Spin una volta rimasta al largo, cerca di riportarsi sotto, seguita da Visia Spin. Lungo la corda segue invece Ursula Baba davanti a Tilde Mati e Saira. Intanto 59,1 per i primi 800 di gara, con Vertudes al comando davanti a Vispa Bye Bye, all'esterno Valkyria Spin, con in schiena Visia Spin, chilometro che se n'è andato nell'ordine dell'1,14,4. Siamo ora a 500 scarsi dalla conclusione. In vantaggio si presenta Vertudes al paletto dei 400 metri conclusivi, il parziale in 14,8. Ora tenta di riavvicinarsi Valkyria Spin, seguita da Visia Spin. Lungo la corda ha perso contatto Vispa Bye Bye, che però tenta di rimontare. Vertudes entra in vantaggio addirittura d'arrivo. In seconda posizione lungo la corda Vispa Bye Bye, che prova a lanciarsi in open stretch, mentre si ripropone anche Valkyria Spin insieme a Visia Spin. Finale con Vertudes un po' in difficoltà, passa Valkyria Spin sul palo. Valkyria Spin vince nei confronti di Visia Spin, probabilmente Vertudes, che è calata nel finale. 1,59 netto con 29,7 a chiudere. È andato un po' in difficoltà Vertudes nel finale e Valkyria Spin, con prova totalmente scoperta all'esterno, ne ha avuto ragione nelle battute conclusive, controllando anche il finale di Visia Spin. Andiamo a rivedere le fasi conclusive. Marco Stefani, che improvvisava Valkyria Spin, comandato con molta decisione in arrivo, ha trovato Vertudes un po' stanca e l'ha piegata nettamente, controllando nel contempo il bel finale di Visia Spin, forse un po' tardivo. Leonardo Vastano ha lanciato la propria allieva in retta d'arrivo, ma Valkyria Spin oggi veramente era in condizione strepitosa. E rivediamo la retta d'arrivo, ancora 2 lunghezze da recuperare a Vertudes, ma Valkyria Spin si impegna a centropista, mentre finisce molto forte Visia Spin. Sul palo emerge Valkyria Spin. Marco Stefani su Visia Spin, e al terzo posto Vertudes